Bene, benvenuti, buongiorno da Barcellona, dallo Smart City Expo World Congress, la più importante manifestazione mondiale dedicata al tema delle città intelligenti. Benvenuti da City Vision, siamo qui con Margherita Cera, assessore alla Smart City del Comune di Padova. A tutti. E saremo con altri ospiti per la prossima mezz'ora, proveremo a darvi un po' di impressioni da questa grande edizione, un'edizione veramente impressionante come numeri, come portata e anche come livello di asticella che si innalza sempre di più. È così, Assessore? Assolutamente sì, c'è grande qualità sia tra gli espositori sia nella parte delle conferenze e degli speech che vengono offerti. Allora, Cities Inspired by People, città ispirate dalle persone, è il tema guida di questa edizione dello Smart City Expo World Congress di Barcellona. Il tema scelto dal direttore Ugo Valenti, che ricordiamo è stato nostro ospite a Padova alla scorsa edizione degli Stati Generali delle Città Intelligenti. Città ispirate dalle persone, che significa tante cose, tra queste due in particolare. Un'attenzione agli ultimi, alle marginalità, ai deboli. È un tema che ricorre al Congress, è un tema sempre caldo, giustamente sempre portato sotto la lente. Il secondo elemento, ispirate dalle persone, attenzione agli ultimi, anche attenzione ai piccoli comuni, alle comunità cosiddette marginali, un tema che in City Vision conosciamo bene, perché accompagnare i comuni più piccoli è una responsabilità di quelli più grandi e Padova in questo senso questa responsabilità se la prende. Certo, il ruolo di espansione in qualche modo, di portare anche nelle realtà più piccole, nei comuni limitrofi, nella cintura urbana, servizi, know-how e competenze. Sicuramente la città ispirata dalle persone è una città appunto dove il principio guida della programmazione deve essere evidentemente quello dell'inclusione, prima di tutto, e dall'altra parte anche quello del declinare, a mio avviso, alcuni obiettivi, alcune missioni che possono essere quelle dell'agenda dell'ONU, le agende dell'Unione Europea, che, come dire, vengono discusse di solito anche in queste sedi ad alto livello, vanno poi declinate, a mio avviso, nelle singole città secondo quelle che sono le esigenze di ogni comune. Grazie. Mentre invito la regia a mostrare di nuovo, abbiamo una telecamera in diretta, siamo sulla passerella sopraelevata e dominiamo un po' la fiera. Ecco, vedete una parte dei molti stand che la compongono. Assessore, Padova è qui in vari gesti, tra le tante la presenza come città che partecipa all'Intelligent City Challenge. A che punto siamo? Sì, abbiamo fatto ieri il Mayor Forum, quindi la tavola rotonda tra i diversi sindaci, rappresentanti e delegati dei comuni che fanno parte delle 100 Intelligent City che partecipano appunto alla challenge. La tavola rotonda ha avuto come argomento principale, come focus, il tema dei Green Deal e quindi a che punto sono le città nell'adozione di questi piani in qualche modo per lo sviluppo sostenibile, eccetera. E proprio lì si è parlato di come
i Green Deal in ogni città debbano tenere conto di quelle che sono le esigenze singole dei cittadini in ogni città. Tra l'altro Padova è una delle 9, se non sbaglio, città d'Italia che anticipano l'obiettivo delle zero emissioni al 2030, corretto? Certo, in quel caso sì, è un altro progetto ancora, che è quello appunto delle Mission City, che dovrebbero anticipare la neutralità climatica entro il 2030, e anche ieri appunto al forum sulle 100 Mission City abbiamo chiesto che i 2 programmi della Commissione europea possano in qualche modo entrare un po' in dialogo, proprio per facilitare il raggiungimento di questi obiettivi. Assolutamente importante. E a proposito di Padova, vediamo nel servizio che tra poco la regia manderà in onda gli highlight dell'ultima edizione degli Stati Generali delle Città Intelligenti dello scorso 25 ottobre. Prego la regia di mandare il filmato. Ecco, bello rivivere i momenti di un paio di settimane fa, e ancora una volta Padova che si candida un po' a capofila di un percorso condiviso di trasformazione intelligente, Assessore. Esatto, sì, Padova vorrebbe avere il ruolo, come dire, di una città piattaforma dove sperimentare nuove soluzioni. Qui alla fiera ne abbiamo viste tantissime che ci hanno ispirato, nuove soluzioni che poi possano essere esportate in altre città, in altri comuni limitrofi, che quindi possono prendere Padova come main city da prendere ad esempio appunto per raccogliere spunti e ispirazioni, esatto. E copiare soluzioni, perché insomma qui copiare è lecito, anzi è desiderabile. Bene, grazie Margherita Cera, grazie per questa testimonianza. Allora, noi abbiamo spedito il nostro Alessandro Di Stefano in giro, resta pure qui con me, in giro per il Congress, a così raccogliere un po' di impressioni e raccontarcelo un po'. Allora ci colleghiamo con lui per vedere dov'è e sentire un po' come ci racconta questa edizione. Alessandro, a te. Ciao Domenico e benvenuti anche da parte mia. Mi trovo in uno dei padiglioni di questa nuova edizione dello Smart City Expo World Congress, l'edizione più grande di sempre, addirittura di più di quella dello scorso anno, quella post-pandemica nella quale siamo stati. Io mi trovo appunto in un padiglione dedicato agli stand delle aziende, delle start-up, ma lo Smart City Expo World Congress non è soltanto questo. Come vedete appunto ci sono tanti eventi, tanti piccoli eventi in corso, ma la parte regina è nell'altro padiglione, ovvero dove si tengono i vari congressi. Ieri abbiamo avuto l'evento inaugurale nel quale hanno parlato alcuni dei più importanti esperti che hanno appunto avviato questa nuova edizione, e ricordo appunto che sono oltre 500 le municipalità da 5 continenti che sono rappresentate in questa edizione, e oltre 400 gli esperti, da esperti di carattere universitario a esperti di aziende che stanno trattando in questi giorni le tematiche delle Smart City. È un'edizione semplicemente straordinaria perché appunto ci ha rimesso in contatto con quello che è un dibattito che abbiamo appunto raccolto poche settimane fa a Padova e che continua, un'edizione anche dedicata alla collaborazione e all'inclusione, perché sono le persone, e lo si respira davvero nei piccoli corridoi che camminiamo, che attraversiamo, un'edizione dedicata alle competenze, ai talenti e alla contaminazione. Da parte mia è tutto e ci risentiamo a tra poco naturalmente per nuovi collegamenti. Bene, grazie Alessandro. Allora ci diamo appuntamento al prossimo collegamento. Allora ci
ci ha raggiunto. Ruggero Colonna Romano, Milano Smart City Alliance, una bella esperienza di condivisione tra privato e pubblico, di percorsi di trasformazione intelligente. Ma prima di parlare dell'Alliance, Ruggero, tu sei un veterano del Congress, sentivamo qualche dato da Alessandro, quali sono le tue impressioni su questa edizione? Guarda Domenico, davvero la prima impressione è dal punto di vista delle dimensioni. È abbastanza impressionante vedere dei numeri, si parlava di 18.000 partecipanti e la crescita dal periodo pre-Covid è insomma sintomo del fatto che Smart City è sempre più un settore economico che ha grandi potenzialità per trainare comunque questa economia in un momento e un contesto così complesso come quello che stiamo vivendo. Le impressioni più in generale sono di un settore economico molto pronto, di una tecnologia che è forse anche troppo pronta, anche paradossalmente molto più avanti rispetto alla capacità di noi umili esseri umani di stare dietro al progresso e diciamo per noi italiani questo è anche un po' un luogo in cui c'è molto da imparare, ci sono moltissimi spunti di ecosistemi, di modelli di collaborazione e anche di insomma un modo diverso di fare squadra. Forse questa è la cosa che mi porta a casa in maniera più significativa. Io penso che ci sia proprio anche semplicemente, tra mille virgolette, un tema di rappresentazione. Sì. Dobbiamo cominciare a dare una rappresentazione del sistema italiano della trasformazione intelligente delle città. È così, sono presenti molte delle nostre imprese e molte anche amministrazioni, è presente anche la città di Milano, insomma negli stand c'è una presenza italiana, c'è l'ICE, insomma non voglio dire che non sia rappresentata, ma la verità è che insomma mi sembra che ci sia anche un livello di maturazione molto elevato da realtà che sono anche molto sorprendenti. La città di Helsinki per ora per esempio è una città che sta trainando l'innovazione in maniera molto importante, ma ci sono poi esempi di varia natura. La bellezza di stare in questo luogo è che si trovano storie che sono completamente diverse tra loro. L'unica, cioè, vale la pena citare forse il discorso che ha fatto ieri il sindaco di Kiev, che è stato abbastanza impressionante da Veledogha, che insomma fa ragionare anche sul ruolo delle città anche in contesti molto diversi da quelli che abbiamo la fortuna di vivere noi. Quest'anno il tema è Cities Inspired by People, ma la verità è che a Barcellona e con una punta di falsa, come si dice, immodestia, è quello che cerchiamo di dire anche noi come City Vision. Il tema della centralità della persona e della tecnologia come mezzo e non come fine è un tema ricorrente, io l'ho sempre visto qui a Barcellona. È un po' quello che dicevo prima, la tecnologia è un fattore abilitante, questo insomma quasi ormai è diventato uno slogan, ma è profondamente vero e la difficoltà sta molto più nel definire modelli organizzativi, non è banale, costruire delle competenze anche all'interno del mondo sia pubblico che privato, che possano seguire e cogliere tutte le opportunità connesse a questo progresso e più in generale c'è bisogno di una visione, di un modo di pianificare insomma, il lungo periodo e dare anche la possibilità agli operatori privati di mettersi all'interno di una traiettoria in maniera comunque un po' coordinata e con una cooperazione molto spinta. Per esempio, insomma, il tema del mettere insieme, del costruire un ponte tra pubblico e privato è un po' il senso della Milano Smart City Alliance. Certo. Allora, non ti voglio chiedere quali sono le difficoltà perché le intuiamo, ma quali sono le ricchezze di questa messa in dialogo? Ma allora, la verità è che il mondo delle Smart City è un settore economico che però segue delle logiche che forse sono un po' diverse dai tradizionali settori economici, quindi banalmente l'incrocio di domanda e offerta. Molto spesso i modelli applicativi sono più complessi, le normative, soprattutto in Italia, in cui diciamo, la stratificazione normativa normalmente non agevola, spero che tu apprezzerai l'eufemismo, e i processi di cambiamento. E l'idea da cui nasce la Smart City Alliance è quella di cercare di mettere a futuro comune competenze ed esperienze delle imprese proprio per supportare le amministrazioni in questi processi di cambiamento. Devo essere sincero, noi abbiamo la fortuna di fare base in un luogo come Milano, che è una città assolutamente eccellente a livello proprio di innovazione, è una delle
ci piacerebbe insomma giocare con questa fortuna e creare valore anche per altre città, sia nella cerchia dell'area metropolitana milanese che anche oltre, perché è bene insomma fare sistema anche tra realtà diverse a livello geografico. Come sta andando con questo allargamento all'area metropolitana? Quindi un passare anche a una pluralità di interlocutori. Molto bene, i temi all'ordine del giorno sono diversi, stiamo lavorando molto bene sul tema delle comunità energetiche, per esempio, che diciamo sono di scottante attualità, anche questo l'eufemismo è abbastanza apprezzabile, è un tema che sta insomma interessando molto i comuni, c'è molto interesse anche sul tema della gestione dei dati, che anche questo è un tema molto caldo e ricco di opportunità di sviluppo per le amministrazioni, insomma mi sembra che sempre più, come spesso accade, ora non voglio fare retorica, però nei momenti di difficoltà ci si spinge un po' a guardarsi attorno e mettere un po' in discussione alcuni aspetti. Credo che questo momento storico possa, se la vogliamo vedere dal punto di vista positivo, possa portare anche questo come Adesso valore. ce lo insegnano i greci e anche i giapponesi, no? Che la crisi è un'opportunità. Lunghe tradizioni di crisi si sono succedute in questo pianeta, diciamo. Grazie Ruggero Colonna Romano, Grazie a voi. Milano Smart City Alliance. Poi torniamo a collegarci con il nostro Alessandro Di Stefano, che se non sbaglio in questo momento dovrebbe stare nei pressi dello stand di ITA, ma ci colleghiamo con lui e vediamo se è così. Grazie Domenico, ci troviamo qui, alle mie spalle trovate la parte dedicata all'Italia. ITA è presente ancora in questa edizione 2022, lo scorso anno in versione più ridotta, quest'anno invece con altre start-up e soprattutto il sistema. Infatti alla mia sinistra abbiamo la presenza di tante città, abbiamo Roma, Milano, ma soprattutto anche i temi che andranno a trasformare le città del futuro. Abbiamo il green, abbiamo la sostenibilità, la resilienza e anche naturalmente immancabile il digitale. La presenza dell'Italia nel dibattito sulle smart city è molto importante. Noi con City Vision, come abbiamo fatto in questo 2022, siamo stati molto attivi su temi verticali, grazie poi alla presenza di Ugo Valenti, il direttore dello Smart City Expo World Congress, agli stati generali delle città intelligenti. Ebbene, abbiamo avuto modo di capire perché questo è il secolo delle città, un secolo delle città che non dovrà essere soltanto tecnologico, ma dovrà essere attento alle persone. Infatti l'edizione di quest'anno è dedicata appunto a quello che è ispirato dalle persone che naturalmente significano competenze, significano ricerca, significano università, sistema, insomma tanti amministratori anche qui presenti per annusare, diciamo, le trasformazioni in atto. Noi appunto con City Vision siamo molto felici di essere qui, ti ridò la linea. Grazie Alessandro, e tra l'altro era lì poco fa perché era proprio in quell'angolo tra l'altro dello stand di ITA, Elisa Leone di Wiser. Benvenuta Elisa, grazie per averci raggiunto. E tra l'altro mi segnalano dalla regia che c'è qualche rumore di fondo, ma capirete, siamo nel cuore di una fiera e questa è l'area in assoluto più silenziosa, quindi insomma è il bello di essere, come direbbero i sociologi quelli bravi, gettati nella situazione. Allora Elisa, Wiser, prima di tutto vorrei che ci raccontassi un po' qual è la proposta di valore della vostra azienda. Allora, Wiser ha la missione di riportare e mantenere l'aria pulita nelle città, il che significa lavorare direttamente con l'amministrazione locale, ma anche e soprattutto con la comunità locale in toto, quindi tenendo dentro anche i cittadini, parlando direttamente con i cittadini, dando informazioni chiare e trasparenti sulla qualità dell'aria ai cittadini, perché anche noi siamo inspired by people, nel senso che l'inquinamento atmosferico è un fenomeno iperlocale, impatta direttamente la salute dei cittadini e quindi per noi è fondamentale dialogare con l'amministrazione, che ha il potere decisionale, ha le risorse, ha le esperienze, le conoscenze per operare sul territorio, ma anche tenere in considerazione la voce e l'informazione da fare, il processo di informazione da fare direttamente sulla cittadinanza. È importantissimo per noi. Lavorate ormai in tutta Italia? Sì, abbiamo una cinquantina di comuni clienti in Italia, in realtà stiamo dialogando con tanti altri, abbiamo creato una progettualità molto complessa sul comune di Torino, ci stiamo lavorando adesso, dialoghiamo con le ARPA, sappiamo che è importantissimo tenerle in considerazione, comunque lavorare insieme, perché il loro dato è un dato prezioso e il nostro va a integrare l'informazione per aiutare soprattutto i comuni piccoli, medi, che hanno bisogno di iniziare da qualche parte, quindi di avere dei dati un po' più specifici, capillari sul territorio e appunto rispondere alla necessità soprattutto della cittadinanza di avere informazioni e quindi poi mettere in piedi iniziative per ridurre le emissioni e per
insomma, migliorare la qualità della vita sul territorio stesso. Ecco, l'ho già citato 2 volte questo tema del coinvolgimento della cittadinanza e delle persone. Sì. Poi concretamente che cosa significa e come si fa? Come si fa? Lo stiamo continuando a capire giorno per giorno sicuramente. Nel nostro servizio cosa significa? Che una parte molto importante del servizio per l'amministrazione è l'accesso ai dati da parte della cittadinanza tramite un'applicazione. Quindi il cittadino vede in real time com'è la qualità dell'aria che si sta respirando nelle varie zone della città, dove ovviamente sono collocati i sensori. In aggiunta, che è in realtà parte del valore aggiunto che portiamo all'amministrazione, è molto apprezzato sia dagli amministratori che dai cittadini, cerchiamo di comunicare in maniera diretta e trasparente quali sono i risultati, quindi le analisi e i report di qualità dell'aria sul territorio, quindi testate giornalistiche, uscite, eventi in presenza o da remoto nel quale noi proprio ci mettiamo a disposizione del cittadino per rispondere alle domande. Sai che comunque sulla qualità dell'aria c'è tanta disinformazione, c'è tanta difficoltà a estrarre dati che siano effettivamente affidabili, informazioni valide. Quindi per noi è una missione che portiamo avanti, quella di informare e sensibilizzare, e la facciamo in prima persona. Fantastico. Torniamo alla vostra presenza fisica nello stand di ITA. Io ho notato rispetto all'anno scorso un passo in avanti nella rappresentazione del sistema Italia. Lo diceva anche prima Ruggero Colonna, molto ancora c'è da fare, però si comincia, per esempio, viene raccontata una selezione di smart cities italiane, anche fisicamente, no? In prossimità allo stand ITA, che come l'anno scorso raccoglie una selezione, devo dire, veramente molto ben fatta, di start-up e di soluzioni innovative, ma accanto appunto ci sono le città, c'è una piccola arena eventi e così via. Ma ecco, tu come vedi questa rappresentazione anche nel paragone con altri territori, con altre nazioni, con altri stati? Certo, allora intanto già solo la nostra presenza qui quest'anno, che è per la prima volta la presenza di Wise Air a Barcellona, è da sottolineare, nel senso che non è scontato per un padiglione nazionale avere così tante rappresentanti del mondo delle start-up. È importante, secondo noi, è da considerare di valore che una nazione investa così tanto nel portare la voce dell'innovazione e delle start-up in un panorama così ampio e davanti a così tanti altri competitor, altri stati, altre realtà. Quindi approfitto di questa piccola parentesi per ringraziare ovviamente Italian Trade Agency per aver creduto in noi e per supportarci in questo senso, come tantissime altre start-up che sono con noi al padiglione. Secondo me questo rappresenta la capacità del padiglione Italia di credere nelle realtà giuste e di investire sull'innovazione e sulle tecnologie, che secondo me sappiamo esportare molto. Dalle altre realtà, che forse hanno anche molta più esperienza, hanno capito un po' di più rispetto a noi, possiamo imparare a esportare anche la nostra capacità di fare gli onori di casa, nel senso che in tante realtà, faccio l'esempio della Baviera, hanno capito qual è la chiave poi a fine giornata per far restare le persone e continuare, esatto, la birra e i pretzel. Quindi secondo me in quello possiamo migliorare, però in realtà veramente il padiglione Italia sta portando tanto valore quest'anno. Bene, allora grazie a Elisa Leone, Wise Air, e noi torniamo a collegarci con il nostro Alessandro Di Stefano per quello che credo sarà l'ultimo collegamento di questa giornata. Alessandro, non so se ci sei. Eccolo. Ciao Domenico, eccomi di nuovo appunto in uno dei padiglioni dello Smart City Expo World Congress. Alle mie spalle una piccola città costruita con i famosissimi mattoncini Lego, e questa è una suggestione che ti voglio lasciare ai tuoi ospiti e chi ci sta seguendo. Le città intelligenti si costruiscono come delle piattaforme su cui si possono aggiungere dei pezzettini, tecnologie come per esempio l'interoperabilità dei dati, come i semafori intelligenti, come parcheggi intelligenti e sicuri per i mezzi elettrici, per le biciclette. Suggestioni naturalmente che esplodono in queste giornate appunto a Barcellona, e che ci dimostrano ancora una volta quanto non siano le singole aziende che innescano il cambiamento, ma sono tante realtà che, unendosi in questa logica di collaborazione, riescono a cambiare, riescono a incontrare le esigenze degli amministratori, incontrare le esigenze di città grandi e soprattutto piccole, perché naturalmente nella nostra logica di City Vision non andiamo a guardare soltanto le metropoli, forse più attrezzate perché sono centro di capitali e di investimenti, ma andiamo a guardare anche quelli che sono i territori
piccoli centri dove piccoli aggiustamenti, piccoli servizi come applicazioni e tecnologie possono davvero cambiare le cose. Da parte mia davvero è tutto, vi ringrazio per essere stato qui con noi, mi ha fatto un sacco piacere accompagnarvi per questi brevi collegamenti, vi ridò la linea e grazie ancora. Grazie Alessandro, grazie per questo collegamento, grazie anche per l'impegno di questi giorni a raccontare il Congress agli amici di City Vision. Approfitto per ringraziare anche la nostra Mara Scotto che è qui con la delegazione a Barcellona, e ringrazio anche Nicola Maioli che invece ci aiuta con la regia da Padova. Allora, siamo qui con Enrico Manzi della Semaforica, una importante azienda italiana nata con i semafori ma poi con uno sviluppo molto interessante, molto innovativo, ce lo facciamo raccontare tra un po'. Però partirei da questo stimolo che ci dava Alessandro sul tema della città come piattaforma. Abbiamo visto questa città di Lego che un po' replica quasi un digital twin di una città. Allora, cosa significa una città piattaforma? Sicuramente lo scopo principale della piattaforma è comunque quello di interfaccia, quindi io vedo e l'azienda comunque di piattaforma ne sa, infatti una delle nostre principali offerte è proprio la piattaforma e la possibilità di mostrare, condividere dati. Alla fine, avendo a che fare con le amministrazioni pubbliche, molto spesso abbiamo bisogno che i decision makers, quindi effettivamente i responsabili delle decisioni e delle direzioni della città, abbiano i dati, cosa molto importante, i dati impacchettati in modo fruibile, diciamo, in modo tale da poter tenere sotto controllo la città, sapere che direzione sta prendendo e informare meglio tutte le decisioni che poi verranno prese per il continuo improvement, diciamo. Sì, penso che il tema sia, al di là della produzione del dato, poi quello dell'organizzazione del dato e dell'estrarne il significato, è così? Assolutamente, noi lo vediamo perché integriamo tantissimi tipi di sensoristica diversa e dati che arrivano in modi assolutamente illeggibili per un utente finale. Parte importante è prendere il dato, riuscire a decifrarlo, estrarne informazioni che siano effettivamente poi utili e fruibili e poi naturalmente comunicarle non solo nei luoghi ma anche nei momenti adatti, nei momenti più utili, soprattutto a chi ne ha a che fare poi tutti i giorni. Allora, un po' ce l'hai anticipato analizzando il tema, ma raccontaci un po' dell'azienda, della Semaforica. La Semaforica è un'azienda storica, nasce nel 1945 con lo sviluppo di semafori e regolatori semaforici. E da azienda di prodotto poi 15 anni fa più o meno nel mondo inizia a respirarsi un po' questa novità degli ITS, Intelligent Transportation Systems, e quindi la Semaforica coglie la palla al balzo, allarga il gruppo con Texen, che è una unit della Semaforica che si occupa proprio di ITS, e quindi iniziamo a sviluppare una piattaforma software che integri tutti quegli aspetti, diciamo, intelligenti della città lato mobility, andando così insomma a creare un'offerta molto verticale che vada dalla produzione ancora e la manifattura appunto di tutta la parte prodotto, l'integrazione dei sistemi, lo sviluppo di una piattaforma software e le attività di ingegneria per assistere le pubbliche amministrazioni nella realizzazione di progetti. Insomma, essendo un argomento molto specifico è utile avere anche know-how da poter condividere. Allora, sembra un ambito molto nerd, ma in realtà è un ambito che impatta molto sulla vita poi dei cittadini. Allora, cosa vuol dire dal vostro punto di vista essere ispirati dalle persone? Allora, la mobilità ci tocca tutti noi dobbiamo avere a che fare con mezzi pubblici, veicoli. Diciamo che abbiamo visto un cambio di paradigma enorme banalmente nel funzionamento della regolazione semaforica. Basti pensare ai semafori a tempi fissi dove il ciclo è sempre costante, alle novità portate soprattutto agli inizi dal nord Europa, che è sempre super innovativo per quanto riguarda il tema mobility, e poi adesso molto anche in Italia, vediamo un'Italia che cresce dal punto di vista tecnologico su questo fronte. Passiamo insomma dal funzionamento a tempi fissi a improvvisamente semafori che aspettano la richiesta di un veicolo prima di dare un verde. Questo nel suo piccolo è una rivoluzione, perché improvvisamente i tempi di attesa cambiano completamente, abbiamo un deflusso veicolare molto più veloce, utenti della strada molto più felici, di conseguenza parte fondamentale che è il commute casa-lavoro, il commute
lavoro, vacanza e qualsiasi tipo di viaggio che ci riguarda diventa molto più accessibile, molto più sostenibile, perché andiamo a ridurre le emissioni di tantissimo, limitando i tempi in arresto sulle linee di arresto, appunto, e questo, diciamo, è fortemente indice di una smart city che anche nel tema mobility vuole cercare di prestare più attenzione all'esigenza dell'utente finale. E migliorare la vita delle persone in ultima istanza. Bene, allora grazie anche a te, grazie a Enrico Manzi per aver partecipato a questo breve appuntamento, ma insomma ci auguriamo di avervi dato un po' l'idea di quello che sta passando in queste 3 giornate a Barcellona. Allora, io vi ricordo il prossimo appuntamento con City Vision, saremo in Campania il 1° dicembre con un focus verticale sulla mobilità, ma rimanete sintonizzati perché per il 2023 abbiamo in serbo una serie di sorprese. Io vi ringrazio per aver partecipato a questo evento, vi ringrazio per il supporto che tutta la comunità di City Vision continua a manifestare giorno per giorno, e ci vediamo alla prossima e un saluto da Barcellona.